Inizia in questo momento lo spazio dedicato all'Associazione Umanitaria Padana Onlus e la linea oggi andrà al dottor Pietro Velio. Vi ricordo che le nostre linee telefoniche sono già aperte fin da subito per gli interventi. Lo potrà fare telefonando al numero 02 6620 3529. Ripeto il numero 02 6620 3529 per i vostri interventi in diretta nella trasmissione che ora va ad iniziare, dando la linea al dottor Pietro Velio. Buongiorno, benvenuto dottore. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Padania. Dunque, oggi parleremo di cibo, però prima vorrei ricordarvi il 5 per 1000, il nostro codice IBAN, che è importante che voi magari, se non avete ancora segnato, segnate, perché le nostre attività umanitarie si basano molto sulle donazioni che ci permettono di fare delle cose giuste seguendo la filosofia della nostra Onlus, che dice aiutare i popoli a casa loro, aiutarli ad aiutarsi. Concetto ancora più vero e più drammaticamente attuale alla luce di quello che sta succedendo con gli immigrati. È troppo comodo, secondo me, che la cosiddetta comunità internazionale pensi di risolvere il problema dandogli un letto, dandogli 2 vestiti e un po' da mangiare. Questa gente viene in Italia, viene in Europa perché nel loro paese muoiono di fame, perché non hanno le medicine per curarsi, perché c'è la guerra. Allora, cosa serve dargli un panino oggi? Diamogli un trattore, diamogli un aratro, diamogli delle zappe, diamogli i semi, diamogli la benzina, insegniamogli come si fa per coltivare i loro campi, diamogli le macchine per estrarre l'acqua dal terreno. Non facciamogli dell'elemosina, aiutiamoli a crescere. Ed è veramente, io lo dico ogni volta, è veramente vergognosa che il massimo che l'Unione Europea è riuscita a fare qualche minuto di silenzio in piedi alla memoria di quelli che sono morti. E quelli che muoiono tutti i giorni, che sono migliaia, questi qua vabbè, ma non erano nel barcone, quindi occhio non vede, cuore non viola, chi se ne frega. Bene, noi nel nostro piccolissimo, con i soldi che i donatori ci forniscono, facciamo delle piccolissime opere, però attenzione, orientate sempre nel aiutiamoli ad aiutarsi, aiutiamoli a casa loro. È molto meglio che gli insegni a pescare che gli dia 2 pesci. Se gli do 2 pesci, do da mangiare per oggi. Se gli insegni a pescare, do da mangiare per tutta la vita. Quindi questo concetto, che a me pare molto semplice e mi pare veramente in malafede che chi dovrebbe capirlo faccia finta di non capirlo. Mi rivolgo soprattutto alla cosiddetta Europa, che si preoccupa di come deve essere fatta la banana, di come delle dimensioni delle arance, e si preoccupa molto meno di tutti questi migliaia di bambini che tutti i giorni muoiono. E alcuni tentano di non morire, di salvarli portandoli in Europa, e allora pensiamo che dandogli un tetto per qualche giorno, 2 vestiti e qualcosa da mangiare abbiamo risolto il problema della fame nel mondo. Non è così. È una mistificazione, è un comportamento in malafede, non accetto questo tipo di affermazioni, di soluzioni, sono veramente vergognose, antimorali, antietiche e anche antireligiose. Detto questo, torniamo al libro, che è in tema su quello che vi ho appena detto ed riguarda il cibo. In realtà i libri sono 2, l'autore è uno, si chiama Michael Pollan, che è un docente di Berkeley, insegna all'Università Berkeley, ha scritto 2 libri. Il primo è Il dilemma dell'onnivoro, il secondo è In difesa del cibo, entrambi editi dalla Adelphi, uno del 2006 e uno del 2009. Trattano il problema dell'alimentazione e del cibo. Chiaramente questo americano ha preso spunto
del tipo di alimentazione degli americani, dove si mangia nei fast food, dove si mangia in 5 minuti, cibi precotti, quasi tutti derivati da monoculture, mangiando rapidamente, mangiando tanto. Si dice che un americano smette di mangiare quando il piatto è vuoto, e lui dice no, mangiate come gli europei che invece mangiano fino a quando non sono sazi. Questo è il modo di mangiare. E poi il tempo dedicato all'alimentazione. Nel senso di sazietà, quando noi abbiamo mangiato abbastanza, impiega circa 20 minuti a passare dallo stomaco al cervello e quindi dirci hai mangiato abbastanza, adesso basta. Chiaramente se io mangio un hamburger, un würstel o un piatto di patatine in 5 minuti, io non sarò soddisfatto, perché il messaggio non mi è ancora arrivato e continuerò a mangiare di più. E quindi questo porta a questo flagello che riguarda soprattutto la cultura, la civiltà americana, dove l'obesità e il sovrappeso è diventata una malattia endemica che va ai primi posti come causa di morte e continua ad aumentare, da cui la ragione di questi libri rivolti soprattutto agli americani e scritto da un americano. Ma c'è anche il discorso che l'obesità non è ormai solo un problema americano, lo è anche europeo, lo è anche italiano, e i bambini italiani sono tra i più epidemiologicamente più obesi insieme ai greci dell'Unione Europea. Quindi questo problema ci riguarda. Anche noi cominciamo ad americanizzarci nell'alimentazione, e questo, come risulta evidente da tutto quello che dice l'autore nei suoi libri, è veramente un pericolo. Allora, che cosa dice nel primo libro questo autore? Il primo libro parla dell'alimentazione umana, com'era, com'è cambiata, vantaggi e svantaggi sia per l'uomo che per l'ambiente. Il libro allega anche una vasta bibliografia sulle varie affermazioni, per cui chi vuole approfondire dei temi specifici può prendere dalla bibliografia e andarsene a vedere. Chiaramente io di questo libro e poi dell'altro ci accennerò brevemente, perché sono libri sì di facile lettura, ma affrontano tantissimi temi, e il primo è quasi 500 pagine. C'è un concetto fondamentale del libro, a parte le affermazioni spicciole e le indicazioni, che dice questo, che il mangiare non è un atto solamente agricolo, cioè non è solo nutrirsi, ma è un atto ecologico, politico e culturale. Noi europei soprattutto, mangiamo abbastanza come mangiavano i nostri genitori o i nostri nonni, anche se nelle grandi città si tende ad americanizzarci. È un fatto culturale, perché? Perché noi mangiamo quello che mangiamo da generazioni, e abbiamo tratto dei grossi vantaggi da questo tipo di alimentazione, e abbiamo visto che cambiare alimentazione può portare a un esplodere di nuove malattie, e che sono peraltro gravi e spesso mortali. Quindi in pratica gli americani mangiano molto e mangiano male, e invece l'autore dice bisognerebbe mangiare un po' di meno e mangiare meglio. Cosa si intende mangiare molto e male e mangiare meno e meglio? Beh, allora lui dice intanto se noi abbiamo bisogno di 2500 calorie al giorno, è inutile mangiarne 3500 e 4000, ci possono solo far male. Però l'industria alimentare non vuole cascare in questo trabocchetto. Per l'industria alimentare quello che interessa è il profitto, e quindi cosa fa? Procura dei cibi a basso costo, a costo sempre minore, in modo che la gente con gli stessi prezzi mangi di più.
tant'è vero che la quota di reddito che gli americani spendono per alimentarsi è quasi la metà di quello che spendiamo noi europei, pur mangiando di più. La conseguenza qual è? È che rimane una grossa parte del mondo, come vi dicevo prima, che è sottoalimentata e denutrita, e una parte del mondo che è diventata prevalente, preponderante, che è iperalimentata ma malnutrita, cioè mangio tanto ma mangio male, e gli altri che rimangono mangiano poco e muoiono perché sono denutriti, perché vengono colpiti da malattie di vario tipo, soprattutto infettive. La denutrizione è un fattore che favorisce le infezioni e la gravità delle infezioni. Il sistema immunitario soffre se l'organismo non è nutrito in modo adeguato e quindi le risposte nostre sono insufficienti. Poi in quei paesi gli antibiotici e i vaccini non ce li hanno, per cui 1 più 1 fa 2, e quindi spiega perché c'è una mortalità elevatissima. Comunque vi dicevo, questo libro, che è un libro facile, di facile lettura, direi anche discorsivo nella seconda parte, quando lui prepara una cena ed un pranzo ideale con gli amici, con cibo fatto da lui a battaglia, è veramente discorsivo, quasi romanzato. Comunque direi che, per riassumere, questo libro è diviso in 3 parti e affronta dei temi di oggi e le prospettive future, le possibili conseguenze di un'alimentazione sbagliata. Perché è diviso in 3 parti? Perché affronta in ciascuna delle parti le 3 catene alimentari che ci nutrono: la industriale, la biologica e la biologica industriale, e quella tradizionale della raccolta e della caccia. La catena industriale è la prima che l'autore descrive perché è la più diffusa e la più complessa. La sua caratteristica è la monocultura. In pratica il tema è il mais. Voi vi dite, ma perché il mais? Perché scopriamo che il mais ha bisogno di poca acqua, ha una grossa resistenza alle infezioni di vario tipo, ha quindi un costo energetico per essere prodotto basso, cioè io produco mais a un prezzo che è molto inferiore di altri cereali o di altre coltivazioni. Il mais, voi pensate, io pensavo che, vabbè, io non mangio il mais, quello che sono i grani di grano turco, e quindi se non mangio quello non mangio mais. In realtà, leggendo questo libro, scopro che il mais, essendo di basso costo e quindi è interessante per le industrie alimentari, è emesso un po' da tutte le parti. Il mais è un cibo per il pollo, per il mangio, per le mucche. Una volta mangiavano l'erba, adesso invece mangiano mais. Maiale, tacchino, agnello, salmone mangiano mais, e quindi noi mangiamo carne fatta col mais, che ha delle caratteristiche diverse e inferiori a quella carne degli animali che invece mangiano erba. Il mais, sono fatte di mais le uova, perché le galline mangiano mais, il latte, il formaggio, lo yogurt. Una volta, come vi dicevo, c'era l'erba, adesso c'è il mais, ma anche i cibi confezionati sono a base di mais. Adesso io vi sto parlando del mais come esempio, nel libro poi ce ne sono altri, ma questo è veramente impressionante. Allora, quando noi mangiamo per esempio la farina, ci sono farine a base di mais, c'è olio di mais, il pollo nutrito con mais. Cosa significa? Quando noi mangiamo le crocchette di pollo, adesso sto pensando a una recente pubblicità di una grossa industria alimentare multinazionale, allora le crocchette di pollo, intanto la carne di pollo costa pochissimo perché la resa del pollo è molto superiore a quella della mangio della mucca, cioè a supponiamo 1 chilo di mais corrisponde mezzo chilo di carne di pollo, mentre a 1 chilo di mais corrisponde 2-3 etti di carne di manzo, quindi la resa è maggiore. Allora, quando noi mangiamo il pollo, mangiamo un pollo nutrito col mais. Le crocchette
sono fatte col mais e quindi noi l'olio è un olio di mais con cui viene fritto e quindi noi in pratica mangiamo mais. Lo mangiamo però non in queste forme in cui tutto sommato non ci stupisce, ma per esempio le bevande gasate sono dolcificate col fruttosio dal mais, la birra fatta col mais e molti altri alimenti, amido modificato, sciroppo di glucosio, fruttosio cristallizzato, maltodestrina, acido ascorbico, lecitina, destrosio, acido lattico, eccetera, vengono fatti come componente principale o determinante col mais. Il mais è nel latte in polvere, nelle creme di formaggio, nei gelato, nelle cibe precotte, nella frutta sciroppata, nel ketchup, nelle caramelle, nella minestra in scatola, nei preparati per dolci, nelle salse pronte, nei dolci surgelati, nella maionese, senape, hot dog, mortadella, margarina, eccetera. In un supermercato, per riassumere, in un supermercato con 45.000 prodotti, quasi 15.000 contengono mais. E non sono solo alimenti, ma anche dentifrici, cosmetici, pannolini, detergenti, sacchi della spazzatura, pesticidi, imballaggi, linoleo, adesivi e chi ne ha più ne metta. Tanto è che dopo questo lungo, noioso ma interessante elenco, noi ci rendiamo conto che la maggior parte di quello che mangiamo è mais. E alla fine il commento ironico dell'autore è: alla fine di questo lungo elenco, se è vero che noi siamo quello che mangiamo, l'uomo può essere definito come una pannocchia di mais con le gambe. È ironico, ma purtroppo è vicino alla realtà. Il dilemma dell'onnivoro qual è? Il dilemma dell'onnivoro è che noi possiamo continuare a mangiare questo mais che costa poco, perché oltre a costare poco ci fa bene, è meglio dei cibi tradizionali, o forse invece questi cibi industriali a basso costo che ci fanno mangiare addirittura troppo, per cui abbiamo perso, come abbiamo sentito, il collegamento con il dottor Pietro Veglio, quindi vediamo di recuperare subito la linea con il dottore per la seconda parte della trasmissione. Vi ricordo nel frattempo che chi volesse intervenire per porre delle domande in merito a quanto stava dicendo il dottor Veglio può farlo telefonando al numero 02 6620 3529. Ripeto il numero 02 6620 3529 per i vostri interventi in diretta. Tra poco tornerà con noi il dottor Veglio per continuare l'argomento che stava trattando, molto interessante perché riguarda veramente tutti noi, perché si parla dell'alimentazione, di ciò che portiamo nelle nostre tavole. Se c'è un ascoltatore lo possiamo sentire subito e poi risponderà tra poco il dottor Veglio. Pronto? Sì, sono in ascolto. Il dottore, bene, ci ha raggiunto lei mentre noi stavamo provando a richiamarla. Allora, se possiamo restare in linea da qui, dottore? Certo. Se c'è un ascoltatore che vuol fare una domanda? No, suonava il telefono, ma era lei che ci stava richiamando mentre noi provavamo dall'altra linea. Perché vedo che il tempo sta passando, quindi diceva lui, il dilemma dell'onnivoro, che fa il titolo del primo libro, è come, cosa, quanto mangiare. Come abbiamo visto, noi in pratica mangiamo tanto cibo perché il cibo costa di meno, ma ci sono queste monoculture, questi cibi che per cui il nome è diverso, ma sempre costituiti da mais. E allora l'autore dice: attenzione, che la conseguenza di questo tipo di alimentazione è l'obesità, l'ipertensione arteriosa, il diabete e tutta una serie di altre malattie da carenza di nutrienti che questi cibi che derivano da agricoltura industriale e basati soprattutto sul mais non hanno rispetto ai cibi che vengono ricavati da un'agricoltura biologica più tradizionale. Ecco perché poi alla fine, dopo aver elencato tutte le varie malattie che derivano da questo modo di
secondo lui sbagliato di alimentarsi, fa quella parte che riguarda la nutrizione biologica e pone l'accento su quella biologia industriale che in realtà è una biologia che è più vicina all'industriale classico che ha l'alimentazione biologica. E poi c'è questa famosa cena con gli amici di cose che ha raccolto lui, preparato lui e che non derivano dal mondo dell'alimentazione. Tant'è vero che nel libro successivo, di cui vi leggo il titolo, poi ve ne parlo la prossima volta, l'autore è lo stesso, il titolo è In difesa del cibo, lui dà tutta una serie di consigli, molto più interessanti e più utili dal punto di vista pratico, dà una serie di consigli tra cui dice cercate di stringere la mano a chi vi vende quello che mangiate, quindi il rapporto diretto tra il produttore e il consumatore. Poi dice evitate quegli alimenti in cui c'è scritto che non scadono, in cui ci sono aggiunti tante sostanze additivi, nutrienti, quel concetto che svilupperò la prossima volta, che in realtà sono già tutti presenti negli alimenti che mangiavano i nostri nonni e i nostri padri. Bene, con questo io vi saluto perché mi pare che c'è poco tempo, riesco solo forse a dirvi che c'è un concetto che forse riesco a darvi l'ultimo concetto su nutriente e nutrizionismo. Secondo il nutrizionismo, cioè quello che i cosiddetti scienziati e gli industriali dell'alimentazione stanno diffondendo, ci sono delle sostanze che fanno particolarmente bene, che vengono tratte dai cibi naturali, e allora le aggiungiamo ai cibi artificiali perché dice così ci nutriamo meglio. In realtà un concetto fondamentale di quest'autore, che sviluppa nel libro In difesa del cibo, il secondo libro, è che un alimento, la carota, non è la somma dei nutrienti che c'è nella carota, che noi conosciamo, ma che non sono tutti quelli che ci sono quelli che noi conosciamo, ma è molto di più, sia i nutrienti che noi non conosciamo, sia il rapporto tra i vari nutrienti e il modo con cui noi li mangiamo. Cioè un alimento non è la somma dei nutrienti, ma è molto di più. E questo è un concetto fondamentale e viene dimostrato con moltissimi esempi. Il modo di mangiare è importante, vi dicevo prima, di stare a tavola un tempo sufficiente perché il senso di sazietà arrivi al nostro cervello, quindi mangiare cibi naturali, lui dice dovete poter stringere la mano a chi ve li vende, cioè un'alimentazione un po' diversa. In certo senso è un'alimentazione ideale, però in realtà siccome tutto ciò almeno in parte è possibile per tutti noi, e siccome noi siamo italiani e quindi abbiamo la dieta mediterranea, che è una dieta che ha molti meno errori, molto meno pericolosa della dieta americana, noi tutto sommato, se il mio commento, siamo sulla strada giusta, non deviamo dalla strada giusta, cerchiamo di mantenerla e questo ci porterà a non avere quei grossi problemi che hanno gli americani, a mantenere quel discreto primato di elevata durata della nostra vita, primato che condividiamo con i giapponesi, con gli islandesi e con pochi altri, cioè popoli che mangiano pesce molto, frutta e verdura molta, carne poca. Il perché il pesce fa bene, la carne fa male, la frutta e verdura fanno bene è un discorso vecchio ma è un discorso lungo. Direi che per quanto riguarda il pesce ci sono gli omega 3. Nel libro Difesa del cibo lui parla di tutti gli effetti positivi degli acidi omega 3, favoriscono la non coagulazione del sangue, quindi le malattie vascolari tromboemboliche sono ridotte, favoriscono il sistema immunitario, lo sviluppo del cervello, della vista, e quindi direi che ci proteggono da parecchie malattie. Allora è inutile aggiungere peraltro gli omega 3 sono dei pochi additivi o nutrienti che più se ne mangia forse meglio è,
però è chiaro che se noi abbiamo una dieta ricca di pesce, che è ricco a sua volta di omega 3, perché il pesce si nutre di alghe, le alghe marine sono ricche di omega 3, noi abbiamo già una dieta corretta. È inutile, se non in casi particolari, per esempio nel caso del diabete, aggiungere l'omega 3. Nel caso del diabete, perché l'omega 3 rende la cellula del nostro corpo più permeabile al glucosio, per cui il glucosio entra nella cellula ed è l'energia, la benzina della cellula. In carenza di omega 3 la cellula è affamata e, pur essendoci tanto zucchero nel sangue, non riesce a mandarlo dentro, per cui lo zucchero in eccesso noi lo chiamiamo diabete, questo provoca dei danni vascolari eccetera, per cui l'omega 3 è una, come dice, utile eccezione. Però in generale quello che noi mangiamo, noi europei mediterranei soprattutto, è un tipo di cibo che è adeguato ed è corretto, ma magari aumentare un po' più la varietà. Magari lui dice non andare a comprare il cibo al supermercato, andate il meno possibile, però qui nasce chiaramente il conflitto tra i costi e i benefici. Purtroppo il biologico ha un prezzo superiore del cibo industriale, cioè se noi compriamo gli zucchini dall'agricoltore li paghiamo di più. In realtà il costo totale è un costo molto diverso, perché non tiene conto, quando noi compriamo gli zucchini al contadino gli diamo 10 euro, mentre se andiamo al supermercato gli diamo 5 euro, diciamo noi spendiamo di meno. In realtà il costo globale per il pianeta Terra è uguale nelle due formazioni, perché il costo minore che noi paghiamo al super viene compensato in modo negativo nel costo maggiore per l'uso di additivi chimici, antiparassitari, inquinanti, eccetera. Per cui in realtà il costo reale di un alimento biologico è praticamente sovrapponibile al costo di un alimento industriale. Questo è un ragionamento che non viene fatto spesso, ma che in realtà è un ragionamento corretto. Siamo purtroppo in chiusura, dottore. Mi dicono che siamo in chiusura, allora io vi parlerò ancora un pochettino la prossima volta di questo libro, secondo libro di Michael Pollan, In difesa del cibo, che io vi invito a comprare. Costa poco, perché il prezzo di copertina è 19 euro, con lo sconto si va sui 15. È un libro ricco di informazioni semplici, di facile lettura, e poi nell'ultima parte dà tutta una serie di indicazioni che magari la prossima volta ve ne accenno, ma molto pratiche, molto semplici, che noi tutti possiamo fare. Bene, vi ringrazio della vostra attenzione, della vostra pazienza, spero di esservi stato un pochettino utile, vi auguro buona giornata e arrivederci alla prossima. Grazie a tutti. Avete ascoltato Umanitaria Padana. Ladri in casa? Installa Dialogo.